onda la rassegna stampa. Ma tu pensa, uno che si alza alle 5 del mattino e sa che dovrà fare una rassegna stampa parlando di una, facciamo un giro di parole, non vittoria, diciamo così, no, abbiamo proprio perso, cioè mettetevi nei miei panni, quale felicità può mai avere un Sammy Varin alle 7:29 del mattino pensando che sto per leggere soltanto titoli che ti dicono che hai perso, hai perso, hai perso. Buongiorno, sono proprio le 7:30. Buon mattin da Sammy Varin. Buongiorno Francesco. Sì, oggi quale allegria, direbbe Lucio Dalla, certo. Però dobbiamo imparare anche dalle sconfitte, capire dove abbiamo sbagliato, capire come si può fare meglio, come si può intercettare il voto, il non voto, che è davvero il partito del non voto quello che ha vinto. Siamo un po' disperati e in questo siamo d'accordo con Romano Prodi, che era effettivamente preoccupato negli scorsi giorni. Lo sarà un po' meno quest'oggi, visto il risultato. Il buongiorno si sente dal Varin, Radio Libertà, grazie per esservi sintonizzati anche quest'oggi. C'è un po' di sadismo in voi, Adesso vediamo che cosa dice Sammy Varin. No, non dirò niente che non possiate aspettarvi, se non certo dare il permesso a voi, cari ascoltatori, di entrare in onda, perché nella rassegna stampa che sta per partire siete voi, veri editorialisti. Che cosa significa? Che potrete entrare in onda anche oggi inviando un messaggio al 340 67 09 659 per commentare il voto dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. Cosa è andato bene, cosa non è andato assolutamente bene, qual è stato l'errore della Lega e del centrodestra. Dopo le 9 sentiremo anche le vostre voci allo 0292947222 e intanto salutiamo chi ci sta seguendo da casa in TV, il canale è il 252 in tutta Italia, chi ci segue dall'auto mentre va a lavorare in tutta Italia, la Radio DAB si prende benissimo. Buongiorno anche a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci segue magari anche mentre va a lavorare in metropolitana qui a Milano e non soltanto. Buongiorno a chi ha acceso il computer, il sito è radiolibertà.net, sito interattivo perché si ascolta, si vede il faccion di Sammy Varinon e si può anche sbirciare qualche commento, visto che il nostro è anche un sito di controinformazione. C'è anche Facebook, naturalmente, cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier. E un saluto ai celoduristi. Siamo un po' in estinzione di questi tempi, ma ce lo abbiamo sempre molto duro. Ci sono interferenze, sì, pare. Iniziamo? Devo proprio? Lo faccio, signori, cominciando dai siti elettronici. Certo, vediamo il Corriere della Sera come apre quest'oggi. Come mai aprirà il Corriere? Regionali, doppietta centro-sinistra, tiene l'Emilia Romagna, l'Umbria torna rossa per un pelo, comunque, un pelone, sì. De Pascale stacca Ugolini, Proietti vince con il 51% e la Schlein che dice straordinario. Ti dico, solo avere tutti questi che gioiscono mi è venuto un mal de panza, ma un mal de, non lo so se a voi lo stesso effetto. Ecco, parlatemi anche dell'effetto fisico su di voi, un fatto di avere perso così tanto in Emilia Romagna, in Umbria, se quali sono i sintomi di quest'oggi che avete? Poi ce li scambiamo, naturalmente. Sai come fanno gli anziani quando si incrociano, si raccontano tutte le loro malattie. Andiamo su Repubblica, tutti felici e contenti. Schlein, abbiamo rialzato la testa, destra sconfitta,
per i tagli alla sanità. Ecco, anche questa cosa dei tagli alla sanità, io cado dal pero. Mi potete dire dove abbiamo sbagliato con questi tagli alla sanità? Perché io ero rimasto che i tagli alla sanità li avevano fatti quelli di centrosinistra. Il fatto che noi abbiamo chiuso forse un ospedale lo abbiamo fatto perché prima quelli di centrosinistra avevano tagliato tutto quello che ci stava intorno e quindi non c'era più nessuno in quell'ospedale. Mi dite un attimo dove sta la verità? Lo so che voi siete editorialisti professionisti. 340 6709 659. Mentre io vi leggo i titoli, voi avete davvero questo dovere civico, raccontare la sconfitta, che è una delle cose più terribili, ma in questi casi, e soprattutto per la politica ha la missione di migliorare la vita delle persone e insomma dobbiamo capire dove si è sbagliato e come si può fare meglio. Intanto io vi porto con felicità sul quotidiano Avvenire, che apre quest'oggi con il PD trova Lambo, il centrosinistra vince la tornata nelle 2 regioni, Schlein festeggia fair play di Meloni che dice collaboriamo, e io l'apprezzo moltissimo perché in effetti mettersi contro questa gente, soprattutto quando vince, collaboriamo. Riconquista l'Umbria con proietti, si conferma in Emilia Romagna con De Pascale. Questo De Pascale dobbiamo imparare a pronunciarlo bene, perché a noi del nord poi ci viene da dire De Pasquale, no? Gentranie, sai, come napolitano dicevamo napoletano, poi c'era qualche motivo sicuramente. Allora, impariamo, ditelo anche voi a casa, De Pascale. Non lo dite? Riproviamo, De Pascale. Non apprezzate questo esercizio. Vabbè, basta saperlo. I Dem fanno il pieno di consensi mentre 5 Stelle è in netto calo, ma l'astensione è da record, e questo è un fenomeno che dobbiamo veramente capire. Pare che la gente dica quella famosa frase che abbiamo sentito tante volte in diretta alla nostra radio, è un po' il polso dei cittadini: tanto non cambia niente, peggio ancora, tanto sono tutti uguali. Cosa che noi che la politica la viviamo quotidianamente, noi che mangiamo pane e politica, sappiamo benissimo che non sono tutti uguali. Vero è che quando si arriva a determinate altezze politiche entri dentro in un circolo che è molto difficile poi cambiare la situazione. Sei un ingranaggio della politica, mentre a livello locale forse magari è più facile cambiare. E se è più facile cambiare, è perché questi hanno votato per gli stessi che avevano provocato disastri? Punto di domanda, mi riferisco all'Emilia Romagna. Anche qui spunti per la riflessione: 340 6709 659. Anche tu, ascoltatore nuovo che mi stai guardando in questo momento su canale 252, prova, scrivi un messaggio, cerca di commentare quello che è successo, dove sta sbagliando la politica, cosa dovrebbe fare la politica per far ricominciare la gente ad andare a votare. 340 6709 659, l'apertura del quotidiano Avvenire, ma poi per fortuna Avvenire si occupa anche di Rio de Janeiro. Francesco chiede di spendere per il cibo i soldi che oggi vanno alle armi. Il Papa, la fame, uno scandalo. G20, alleanza contro la povertà. Parte dalla Fratelli Tutti, in cui definisce uno scandalo e un crimine il fatto che milioni di persone soffrano la fame. Al G20 di Rio de Janeiro è giunto anche il messaggio di Papa Francesco, pronunciato dal segretario di Stato Parolin, che partecipa ai lavori presieduti dal brasiliano Lula, uno sprone alle 20 principali economie mondiali, perché nella lotta alla fame si vada oltre le affermazioni di principio. La fame è criminale, il cibo è un diritto inalienabile, sottolinea il Papa, chiedendo che le risorse oggi spese per le armi vengano dirottate sullo sviluppo.
La risposta del G20 è diplomatica, alleanza contro la fame, di cui anche l'Italia, come dichiara la premier Giorgia Meloni, è convinta sostenitrice, ma sullo sfondo dell'incontro brasiliano ci sono questioni e tensioni più impellenti, a partire da quella Lula-Milei. Questo è l'argomento che chiaramente poi viene discusso pochissimo oggi sui giornali, perché ci sono altre situazioni più importanti. Ci spostiamo certamente dalla prima pagina di Avvenire, andiamo sul Corriere. Il cartaceo titola "Doppia vittoria del centrosinistra". Michele De Pascale e Stefania Proietti governatori, Schlein straordinario, declino Movimento 5 Stelle. Ricordiamo, in questo weekend dovrebbe esserci un nuovo Movimento 5 Stelle che nasce, cala ancora l'affluenza. Riprende l'Umbria e si conferma in Emilia-Romagna, il PD avanza, arretra la Lega. E qui naturalmente una sofferenza, ma è tutto vero, il boom della Lega pare finito, tiene Fratelli d'Italia. Il racconto di Fabrizio Roncone, solo poche righe perché non vogliamo farci del male, però si intitola "Quella riscossa da Assisi che sa di vintage". Arriva la notizia che Elli sarebbe salita in macchina a Bologna e stia venendo qui. Comincia a girare anche la voce che i frati francescani del Sacro Convento giù ad Assisi si sono messi con le campane a festa, ma questa nemmeno a verificarla si capisce che è una bufala. Il resto però è tutto vero. La vittoria del centro-sinistra e della sua candidata Stefania Proietti è cresciuta piano, lenta come un presentimento, mezzo punto di proiezione dietro l'altro. Questo è l'articolo di Fabrizio Roncone. È una vera svolta? Si chiede Antonio Polito di spalla sul Corriere. Il centrosinistra batte un doppio colpo, finisce bene l'anno e tira un grande sospiro di sollievo. Il girone di andata della legislatura si conclude infatti con un 11-3 a vantaggio del centrodestra. E meno male. Negli ultimi 2 anni lo schieramento guidato da Giorgia Meloni aveva vinto sempre alle regionali, tranne che in Sardegna 9 mesi fa. Ieri invece, proprio come era avvenuto in Sardegna, il cosiddetto campo largo è riuscito a conquistare l'Umbria, che poi vedremo che il campo largo tanto largo non è, perché ha vinto il PD, punto e basta. Francesco Verderami scrive invece: ritorna la quercia. Il test elettorale di ieri aveva una valenza politica, ma solo per Schlein e Conte. La prima ha superato la prova, mentre il secondo è sempre più in crisi, Conte. Fallito il rigore a porta vuota in Liguria, la leader democratica doveva confermarsi in Emilia-Romagna, riprendersi l'Umbria per impedire che i mugugni interni sulla gestione del PD si trasformassero in aperto dissenso. Il risultato la rende invulnerabile, perché il centrosinistra sta tornando a essere la quercia con i suoi cespugli. Che ne pensate? Siete d'accordo? 340-6709-659. È vero che la Schlein adesso è invulnerabile, sta diventando una specie di nuovo Berlusconi con il mantello, che diceva che era invincibile, oppure colui che ha vinto in Emilia-Romagna potrebbe fare le scarpe alla Schlein. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, oggi pienissimo di richiami in prima pagina, perché c'è stato anche Valditara. Valditara ha un problema. Esiste, è un grosso problema, per molti è un problemone. La fondazione Cecchettin, il patriarcato solo ideologia, polemica su Valditara. Giovanni Viafora scrive: emozione incredibile, perché a distanza di un anno dalla notizia che era mancata la mia Giulia, facciamo nascere qualcosa. Queste le parole di Gino Cecchettin, commosso ieri alla Camera dei Deputati per la presentazione della fondazione dedicata alla figlia uccisa dall'ex fidanzato e nata per prevenire e combattere la violenza di genere. Poi sono arrivate le parole del ministro dell'istruzione Valditara a creare il caso. Il patriarcato non esiste. L'aumento della violenza legato agli stranieri. E Gino: ricordo al ministro
che chi ha portato via mia figlia è un italiano. E qui naturalmente fuoco alle polveri anche su queste frequenze. Che ne pensate di questa uscita di Valditara? Ha detto una cosa che forse pensiamo tutti quanti, ma come al solito queste cose non si possono dire? Oppure ha esagerato? 3406709 scrivetemi un WhatsApp, perché poi tra poco io ve lo leggo. 1000 giorni, sì, 1000 giorni di guerra in Ucraina. Bilancio e scenari. Il sì ai raid in Russia. Putin attacca Biden dicendo è un incendiario. E poi, al primo giorno di lavoro, esplode deposito abusivo di fuochi. Morti 3 ragazzi. Un altro a 26 anni è stato ucciso dalla droga della risata. Lecce, il gas dal palloncino. E poi non viene messa in prima pagina l'altra terribile notizia del ragazzetto di 10 anni che per un pallone ha coltellato il quasi coetaneo di 13 anni. Roba da matti, ma sono segnali ben precisi che qualcosa non sta funzionando nell'educazione dei nostri ragazzi. Io non vorrei tirare fuori ancora i fili del barcone, signori, perché poi mi smentiscono, dicono no, sono tutti italiani, napoletani, ecco, sempre italiani sono napoletani. Però capite un attimo, se questi figli del barcone non è che ci stiano insegnando il peggior comportamento, e lo stiamo assimilando molto velocemente, anche perché in molte zone la vita è davvero dura. Per sopravvivere è il coltellino in tasca, è meglio che tu ce l'abbia. 3406709 da commentare anche questo, ragazzi. Mentre il Fatto Quotidiano, se vi può piacere, titola 2 sberle alla destra. Oh, cazzo, le sberle, ancora sberle, no, ma basta prendere sberle, cazzotti, e porco d'un cane, 2 sberle alla destra dalle urne mezze vuote. E io vi dovrei leggere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, perché non ce l'ho in cartaceo, altrimenti ma me lo sarei mangiato io il Fatto Quotidiano. 2 sberle alla destra dalle urne mezze vuote. E c'ha ragione comunque, c'ha ragione. Emilia Romagna e Umbria, il centrosinistra fa 2-0. Ma tanto c'è l'anno prossimo, dove si vota in altre belle regioni, tra cui la Toscana, dice un altro sberlone che arriva, col cavolo, la Valle d'Aosta, il Veneto, si vota in Veneto l'anno prossimo. E io, insomma, qualche presaggetto positivo ce l'ho. Simevarin, sta zitto, basta, vado via dal Fatto Quotidiano e mi consolo con il quotidiano Il Giornale, che effettivamente ci fa una carezzina a noi celoduristi, leghisti e del centrodestra. Il Giornale titola: regionali in Emilia e Umbria vincono astensionismo, e se proprio devo esagerare anche la sinistra, ok? Però in effetti l'astensionismo è quello che ha avuto più voti, anzi più non voti. De Pascale e Proietti eletti presidenti, complimenti della Meloni. Il centrosinistra vince le regionali di novembre. Michele Di Pascale, ricordate? Non Pasquale, Mingan Pasquale, è Pascale di Ravenna, è il nuovo governatore in Emilia Romagna, mentre in Umbria Stefania Proietti come Gigi Proietti supera la presidente uscente Donatella Tesei. Esulta la segretaria Dem Ellis Lane, una bellissima vittoria, emozionante, ma il dato che più allarma i partiti è il crollo dell'affluenza, il 46,42% in Emilia Romagna, il 52,3% in Umbria. Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti di Umbria e Emilia Romagna. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione. Non ce la faccio a fargli i complimenti. Mai stata Giorgia Meloni a fargli i complimenti. Auspica una collaborazione costruttiva, ok? Sempre sul quotidiano Il Giornale si parla anche della svolta sull'energia.
E questa è una buona notizia, ragazzi. Nucleare in Italia, è pronto il piano. Il testo è previsto per la metà di dicembre, mentre l'esame del Parlamento arriverà a gennaio. È la tabella di marcia della legge delega per il nuovo nucleare in Italia. Sul giornale la protesta delle corti d'appello, migranti non si cambia, toghe contro le riforme. Grande preoccupazione e disastro annunciato, i presidenti delle corti d'appello attaccano le riforme sull'immigrazione del governo, un allarme sottoscritto dai responsabili dei distretti giudiziari. In centropagina sul giornale anche Gino Abazai, negli scorsi giorni è stato arrestato in Francia, ora rischia l'estradizione in Ungheria. Salis scende in campo per difendere il complice. Ve ne stiamo parlando in questi giorni. Ieri ha detto che siamo razzisti la Salis, c'ha proprio ragione. Andiamo di spalla, perché sul quotidiano Il Giornale l'editoriale di Alessandro Sallusti ci ricorda quelle che sono le vere sfide del governo. Con la tornata di ieri si aggiorna il tabellone elettorale. Per quanto riguarda le regioni, la sinistra ne guadagna una, l'Umbria, e il risultato cambia da 14 a 5 a 13 a 6 a favore del centrodestra, Se invece si contano tutte le elezioni a partire dalle ultime politiche 2022, il centrodestra resta saldamente in testa con 12 successi contro i 3 della sinistra, Sardegna e appunto l'Umbria ed Emilia. Sì, è vero e bisogna ammetterlo, alla sinistra può capitare di vincere delle elezioni. Questa è una bella frase, alla sinistra può capitare di vincere delle elezioni. E la cosa certamente giova alla democrazia, ma io aggiungerei anche alla non democrazia, visto che quelli di sinistra, molti di quelli di sinistra, li vediamo poi in piazza a menarci, a menare i poliziotti, a dire che è fascista chiunque non voti PD. E fa un po' bene anche a questi. Chissà mai che si calmano un attimino, state un po' tranquilli? Ho qualche dubbio. Ma da qui a dire che nel paese l'aria sta cambiando, perché l'Umbria, detto con rispetto per quella regione, ha cambiato bandiera, ce ne corre. È vera una cosa, il PD voto dopo voto sta prosciugando il Movimento 5 Stelle, che sotto la guida di Giuseppe Conte ha smarrito la strada e finito la benzina. Ed è anche vero, sull'altro fronte, che personaggi bizzarri come il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, Stefano Bandecchi, lo ricordate, quello che dice le parolacce, quello che poteva essere l'ago della bilancia in Umbria, quello che è il Trump italiano, era alleato con la sua lista Fronte Popolare del centrodestra, ieri bloccata intorno al 2%. E questi personaggi, portati fuori dal loro orticello, dove la fanno da padrone, perdono appeal e forse fanno pure perdere consensi. Ogni elezione locale, nel bene o nel male, fa storia a sé. Ieri la storia è andata così e oggi è inutile recriminare o arrampicarsi sugli specchi. Capita e non è escluso che possa capitare di nuovo in uno dei 4 appuntamenti elettorali previsti per il 2025. E ricordiamoci anche la Toscana che va al voto l'anno prossimo. Le sfide che attendono alla prova la maggioranza di Giorgia Meloni sono ben altre e su quelle sì serve la massima concentrazione, perché lì errori non sono ammessi. Ci sono i magistrati che come avvoltoi girano attorno al governo, i sindacati che provano a mobilitare la piazza più violenta, l'Europa che 6 mesi dopo le elezioni ancora non riesce a darsi un governo, c'è il ciclone Trump che presto raggiungerà le nostre coste e in tutto questo ci sono le riforme promesse e incardinate, giustizia, premierato, autonomia da condurre in porto. Insomma, non sarà la sconfitta in Umbria, quella in Emilia era già stata messa nel conto, a togliere il sonno alla Premier e ai suoi alleati. Per qualche settimana la sinistra gongolerà per il suo nuovo giocattolo, ne ha facoltà, ognuno si diverte
con quello che ha. Questo l'editoriale quest'oggi sul quotidiano Il Giornale con Alessandro Sallusti. A proposito, sempre sul Giornale c'è il richiamo in prima pagina di Vittorio Macioce, la rivolta di Landini contro la democrazia, e questo va avanti a chiamare all'insurrezione. Tutto normale? Punto di domanda. 34067090659. Scrivetemi al volo un WhatsApp, perché io tra 5 minuti ve li leggo, e intanto vi porto felicemente, guardate il sorrisetto di Sammy Varin, ci sono sorriso oggi, Sammy Sorriso, mi potete chiamare come Sammy Sorriso con voi su Radio Libertà. Suona anche bene, c'è un'altra radio che si chiama così, mi chiamo Birichino, Sammy Birichino, questo c'è un'altra radio anche quello c'è. Sono di parte, un Sammy latte e miele quest'oggi su radio, anche quella c'è già, non c'entra proprio niente, un Sammy 105 Sammy, ma che cazzo stai dicendo? Ma lascia stare, è che ho sempre paura a leggere queste prime pagine perché è una peggio dell'altra, ma il resto del Carlino no, è buono. Regionali, doppietta del centro-sinistra. Vittoria schiacciante in Emilia-Romagna, riconquistata l'Umbria con la sindaca di Assisi, PD primo partito, 5 Stelle ai minimi. Ragazzi, peggio di così, i complimenti di Meloni, le interviste ai neogovernatori quest'oggi sul Resto del Carlino, De Pascale, la priorità è la sicurezza del territorio, che magari si faccia un mea culpa sul passato, ci abbiamo voglia. Proietti, decisiva l'unità della coalizione. Guarda come sono contenti, guarda, felicissimi. Soprattutto la Proietti, che deve essere una rompiballe, ma una rompiballe. Subito ha parlato di antifascismo, c'è robe che uno dice, ma pensare alla tua terra... Bah. Chi non festeggia è Conte, crollo prima della Costituente, E Grillo che dice a Conte nel tempo di Osho, per il nuovo nome, che ne dici di Movimento 5%? E che in effetti più o meno siamo a quei livelli. Il titolo principale sul quotidiano Il Tempo, signori, sono passato qua, è nato l'anti-Elli, doppietta del centro-sinistra, vince in Emilia e Umbria. L'Emilia rimane un fortino rosso e festeggia, ma De Pascale piace ai riformisti più di Schlein, e da domani nel PD partono le grandi manovre. Niente Tesei bis, Proietti riporta l'Umbria a sinistra, attacchi al governo, ma Meloni si complimenta. È vera questa parola, questa frase, è nato l'anti-Elli. È vero che questo De Pascale potrebbe prendere il posto di Elli, lo sai che il PD è fatto così, quando arriva un nuovo personaggio e poi normalmente è come lo yogurt, il segretario del PD ha una scadenza già scritta di solito, e non è che questo De Pascale potrebbe prendere il posto di Elli, magari anche più simpatico. Che ne pensate? Punto di domanda. Sempre sul quotidiano Il Tempo si parla di Roma, certo, perché è uno dei pochi quotidiani che tiene d'occhio quotidianamente la capitale. Pronto un tavolo con Vaticano e commercianti, prezzi alle stelle per il giubileo. L'allarme arriva in Campidoglio, è un po' di tempo che ne parla questo quotidiano, tutte le magagne di Roma e anche i prezzi per l'imminente giubileo, robe davvero impossibili, giurin giureta. Ma quello che ci interessa oggi sul quotidiano Il Tempo è l'editoriale del grandissimo Tommaso Cerno, 2 lezioni dal verdetto delle urne. Non erano swing states, l'Emilia perché è il feudo rosso per eccellenza, l'Umbria perché eccezione era capitata nelle scorse elezioni quando la Lega di Salvini veleggiava a ben altre percentuali, è vero ragazzi, e in Umbria avevamo fatto un'esplosione, ora purtroppo
Siamo una specie quasi in estinzione in Umbria. Ma la vittoria del centro-sinistra ci dice due cose. La prima è che non deve festeggiare solo il PD, perché Conte ha poco da brindare, né solo la coppia vincente Michele De Pascale e Stefania Proietti. Deve festeggiare anche il centrodestra in un certo senso. I progressisti hanno fatto progressi riassaporando la democrazia, la stessa che ha gustato Bucci in Liguria e Trump in America. La regola delle urne, benché semivuote, la regola che ci dice dove è il luogo della contesa, dove nasce la delega del popolo a chi la governa. Era da troppo tempo che, a parti invertite, sembrava che la democrazia funzionasse a senso unico, che ci fossero una classe politica giusta e una sbagliata, e perfino peggio, cittadini che votavano bene e altri male che sbagliavano, che non capivano, che non meritavano di godere appieno del diritto-dovere di scegliere un governatore, un presidente, un governo, perché la destra se vince è un pericolo, mentre se vince la sinistra è una festa. La seconda cosa che ci dicono le urne è che il PD riparte dal grande cortocircuito dell'Emilia, quello che fregò Bonaccini, governatore alle primarie da leader, per consegnare il partito alla sua vice Schlein. Da oggi c'è un terzo nome, De Pascale, e cambierà le cose perché attrae quei moderati che nell'era Schlein hanno perso terreno ed è destinato a giocare un ruolo ben più importante di quello di semplice presidente di una roccaforte rossa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Canzoni per pensare, canzoni per dormire, se non avete fretta di alzarvi, certo. Beh, lui è Ludovico Einaudi, ragazzi, grandissimo pianista, non solo famoso in Italia, ma famoso in gran parte di questo emisfero. Pathos è il singolo che sta girando in questi giorni, ma sta per uscire un nuovo album. Tutti i ricordi delle nostre infinite estati nel suo nuovo lavoro, si chiama The Summer Portrait, in uscita il 31 di gennaio. Pathos, Ludovico Einaudi con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin sulla trasmissione Rassegna Stampa ogni giorno dalle 7.30 alle 9.30, corroborata dai vostri WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. E oggi chiaramente siamo mesti noi del centrodestra perché abbiamo perso le elezioni regionali, ma giustamente scriveva qualcuno oggi su un giornale, si chiama democrazia e fa bene alla democrazia, perché se vinceva ancora il centrodestra ci facevano un culo quadro. Allarme fascismo e questi vincono, non c'è più democrazia. Basta, tutti zitti e muti. Vi abbiamo fatto vincere in Umbria, siete contenti? Sammy, le votazioni nelle regioni rosse da 50 o 70 anni sono state perse dal centrodestra. Purtroppo noi siamo troppo remissivi, poco determinati nel condurre una campagna elettorale. Non si è capito l'importanza di voler vincere in queste regioni. Li avremmo messi KO, loro non ti perdonano nulla e sono verbalmente violenti, mica solo verbalmente. Le uniche parole ottime le ho sentite da Salvini, zecche rosse. Per il resto nulla. Io addirittura non sapevo neanche chi fosse la candidata del centrodestra in Emilia Romagna. Sveglia centrodestra. Siamo stati troppo mollaccioni con i candidati. In centrodestra in Emilia Romagna ci voleva un po' più di verve questa candidata civica, serissima, che però pensavamo potesse piacere anche un po' all'altra parte. Niente da fare. Misteri, apparizioni, sparizioni, whatsappati al 340 6709 659. Ieri c'è stata anche la diretta Fiume su questo canale con i nostri lettori, abbiamo cercato di prevedere, poi quando sono usciti i primi exit poll abbiamo capito, non dicevano niente, eravamo pari, no? E poi pian piano però abbiamo cominciato a essere dispari. WhatsApp notturno è arrivato alle 2:20 di notte. La Meloni continua la politica del Biden e della Harris, che vogliono che l'Ucraina attacchi con dei razzi a lunga gittata il Cremlino e Mosca. Speriamo di no. Il PD e le sinistre, con la collaborazione della magistratura, non vogliono saperne di rimpatriare i clandestini. Ci sono troppi interessi economici e patti con le comunità islamiche che dovreste indagare. Persino i giudici lucrano con le ONG. Dovreste avere degli informatori e indagare su questi personaggi e soprattutto diventare più diffidenti e non lasciare che continuino a fare quello che vogliono a loro piacere, se sappiamo che ogni elezione fanno brogli di ogni genere. Caro Sammy, buongiorno, ho 66 anni e speravo prima di morire di vedere liberata l'Emilia Romagna, terra in cui abito, ma purtroppo morirò con ancora quella ameba del PD che ingloba tutto, che decide di allearsi con scemo più scemo per eleggere Soumahoro e la Salis, dove gli immigrati fannulloni fanno più diritti dei nostri anziani che hanno lavorato per tutta la vita, dove la CGIL fa sì opero solo per partito preso senza motivazioni reali. Dove erano Landini e i suoi amici quando la Fornero ha distrutto la vita a metà dei lavoratori? Un mio caro amico, ex collega di lavoro, apostrofava una vicenda vergognosa con una semplice frase: che schifo, ci scrive Beppe. Però Beppe, io sono ottimista, prima di morire qualcosa cambia, vedrai. Solidarietà a te, signor Sammy Varin, lo sveglione che fa drin drin, soffro come mia suocera, carogna. Vabbè, Stefano, povera suocera, magari è del PD, probabilmente lei sarà più contenta. 340 6709 659. Commentate la disfatta di ieri. Continuare ad aiutare i ceti più deboli, aumento pensioni, stipendi bassi, avanti così che si vince. Aspetta,
Walter che ci fa, questo è un rimprovero: continuare ad aiutare i ceti più deboli, aumento pensioni, stipendi bassi, avanti così che si vince. È un rimprovero o è un complimento? Non ci arrivo. Se la destra vuole fare la sinistra andrà sempre peggio. Ah, ecco, si leggano Esopo, dove eri Esopo ieri? Giù le tasse al ceto medio e stop ai bonus, ci scrive Walter. La prossima volta che succede qualcosa in Emilia-Romagna, non date nemmeno €1 a questi, che vadano pure da Prodi, dategli pure per il canile. Distinti saluti. No, non sono d'accordo assolutamente, la solidarietà ci vuole e adesso leggiamo anche all'interno di qualche quotidiano in alcune zone, come previsto, il voto si è un po' spostato verso centrodestra, cioè quelli che non hanno più niente hanno votato Ugolini, sappiatelo. Dani, ciao Sammy, secondo me l'errore è stato presentare un'emerita sconosciuta alla regione Emilia-Romagna. Doveva essere un personaggio conosciuto. La Liguria evidentemente non ha insegnato nulla. Avevamo già sbagliato con la Borgonzoni, anche se brava, di poco peso politico. Così scrive Dani. Questo è da leggere, il motivo perché ha vinto ancora la sinistra Anna Maria da Vicenza, e non so chi scriva questa cosa, compatrioti materani, mi pare che ci sia scritto, non riesco a capire come il popolo emiliano possa continuare a votare il centro-sinistra, nonostante tutto quello che ha subito in questi anni. Parliamo di una sanità che era un fiore all'occhiello e che oggi è al collasso, con liste d'attesa interminabili, strutture che non riescono a rispondere alle esigenze dei cittadini. Parliamo di infrastrutture ferme, di promesse mai mantenute, di territori abbandonati. È una regione che sta andando allo sbando, eppure sembra che nulla cambi. Questo non è un voto di libertà, è un voto di prigionia. Prigionia di un sistema che da 100 anni tiene strette le redine della regione, tra cooperative rosse, apparati amministrativi blindati, dirigenti piazzati ovunque. Non si tratta più di politica, ma di una rete così radicata che condiziona ogni aspetto della vita quotidiana, dove il cambiamento sembra impossibile. Io mi chiedo, ma quante altre batoste devono subire gli emiliani prima di dire basta? Il problema è che questi hanno dato la colpa al governo, capisci? È la stessa cosa in Umbria, si è dato la colpa al centrodestra. Siamo stati noi che abbiamo chiuso gli ospedali? 340 6709 659. Ciao Sammy, le due nazioni, Emilia e la Romagna, sono la rappresentazione plastica del motivo per cui l'italico Stato non cambierà mai. Quindi prima ci si separa, prima staremo meglio tutti. Questo è il secessionista. Anche gli emiliano e i romagnoli potranno votare chi li fa sommergere ogni pisciata dal cielo. Lo so, praticamente esultano per cosa? Per essere stati delegittimati. Ora qualsiasi cosa faranno, non la faranno per la maggioranza dei cittadini che saranno autorizzati a fare quello che vogliono. Tanto loro non rappresentano più nessuno. Per far andare a votare la legge basta fargli scegliere tra restare schiavi sotto lo Stato italico o essere liberi nella propria nazione. Caro Luca, noi ci accontentiamo di una cosa che si chiama autonomia, ma pure quella non ce la vogliono neanche far provare. È risaputo che a sinistra, se scontenti, non vanno a votare pur di non votare centrodestra o altro. Il sistema sociale, economico, politico, ideologico legato al mondo lavorativo di quelle zone è talmente radicato in quei territori che è paragonabile a ritualità religiose o tradizionalità culturali. Altro messaggio interessante. Dai, l'ultimo, poi il prossimo blocco, dai. Buongiorno, la domanda: perché hanno rivotato quelli che hanno provocato tutto quanto è successo? Risposta: perché sono tarati dai propri parenti a votare sempre così, qualunque cosa facciano. Buona giornata da Pina. Tarati in senso buono, certo, come Sammy Varin razzista, ma in senso buono. No, tarati significa proprio che li hanno cotti a puntino, e loro devono votare ancora centrosinistra, forse perché davvero pensano che votando centrosinistra ci si riesca poi a riprendere prima o poi, perché le amicizie sono quelle.
tutte di centro-sinistra. Perché? Ditemelo voi perché, io non l'ho capito. 340 6709 659. Oh mamma mia, il manifesto, che paura mi hai fatto venire. Vabbè, leggiamo la prima pagina del manifesto, ragazzi. Oh signor, regionali. Il PD traina la doppietta, sconfitta la destra in Umbria con Proietti, De Pascale a valanga in Emilia Romagna. Non è stato il testa a testa che si annunciava. La corsa tra Donatella Tesei e Stefania Proietti si è trasformata nella volata in solitaria di quest'ultima. La candidata del campo extra large vince le regionali umbre con il 51,7 contro il 45,5 della presidente uscente, che era stata scelta dalla Lega, quella stessa Lega che nella regione registra un tracollo. E per Giorgia Meloni, che ha fatto gli auguri a Proietti e all'altro vincitore della tornata regionale, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, eletto presidente dell'Emilia Romagna con quasi 17 punti di scarto su Elena Ugolini, sarà ora più difficile tenere a bada gli alleati. È l'alleato, ma di certo i toni truculenti, le zecche rosse dello stesso leader leghista e le sparate del sindaco di Terni Bandecchi non hanno fatto presa. E qui non si può dire che non abbia ragione il manifesto. Sia in Umbria che in Emilia-Romagna a dominare nettamente la coalizione vincente è il PD, con gli alleati ridotti a cespugli, e ritorna questo termine, cespugli, ma il manifesto ci va giù ancora più duro su Valditara. Educarne uno, titola il quotidianone Il Manifestone, con Valditara tutto serio. Nasce la fondazione Giulia Cecchettin, il ministro dell'istruzione Valditara non si presenta ma parla in un video registrato. Disastroso. Annuncia che il patriarcato è finito. Poi, contro ogni evidenza e davanti ai familiari di Giulia, dà la colpa della violenza sulle donne ai migranti. E di questo certo si parlerà nella giornata odierna, naturalmente soprattutto con i commenti vostri e immagino anche degli altri condirettori della radio, ma soprattutto dei quotidiani, perché oggi se ne parla su gran parte dei quotidiani. Alessandra Pigliaru, la propaganda di un uomo inadeguato, scrive, siamo sempre sul manifesto. Non è stato un saluto istituzionale quello che il ministro Valditara ha rivolto ieri alla Camera dei Deputati, ma il modo di intestarsi la nascita della Fondazione Giulia Cecchettin, dando il suo parere sulla violenza contro le donne in maniera assai paradossale, appellandosi ai valori costituzionali, alle pari opportunità e alla civiltà offesa dal fenomeno della violenza maschile contro le donne, a una settimana esatta dalla giornata mondiale che ne ricorda come ogni anno il significato sistemico. Il ministro Valditara non è sembrato così aggiornato come il nome del suo dicastero imporrebbe, in particolare in due passi. Ha citato la violenza sessuale, che si combatte anche riducendo i fenomeni di marginalità e di devianza legati all'immigrazione clandestina. Ha poi indicato il patriarcato, conclusosi come fenomeno giuridico con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Questo ed altro sul quotidiano Il Manifesto di quest'oggi. Certo, se siete da quella parte merita di essere acquistato solo per l'attacco pazzesco al ministro Valditara. Se vogliamo rincarare la dose, perché no, facciamoci del male, c'è anche il quotidiano L'Unità. Certo, in grosso, grossissimo, il PD dilaga, travolge la destra in Emilia e si riprende l'Umbria. In Emilia-Romagna De Pascale quasi al 60% e il Partito Democratico tocca il 42%. Turno elettorale del tutto favorevole al PD, che dilaga letteralmente in Emilia e cresce e vince anche in Umbria, strappando la regione alla destra. Ma qui ci fermiamo certamente, perché dice tutte cose che conosciamo. Anche qua Valditara, che confonde xenofobia
e lotta ai femminicidi e nega il patriarcato. Ma il Ministero alle idiozie esiste? Dopo le affermazioni di ieri del ministro Valditara, che ha attribuito agli immigrati la colpa dell'uccisione di Giulia Cecchettin, pugnalata a morte da un ragazzo veneto, poi ha sostenuto che il patriarcato non esiste perché è stato abolito nel 75, corre voce che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia deciso di istituire il Ministero alle idiozie. Non si sa se le due cose siano collegate o se sia pura coincidenza. Si scherza ma non troppo oggi sul quotidiano L'Unità, ma cosa ne pensate? Tutta questa violenza, non solo sessuale contro le donne, c'entra qualcosa il fatto che continuino ad arrivare immigrati clandestini, specifico bene, che non rispettano alcuna regola né legge, anzi la legge quella che rispettano è quella della Sharia. C'entra qualcosa tutto ciò? Non è che ci stanno insegnando loro come vivere, abbiamo preso un po' troppo da loro, punto di domanda? 340 6709 659. Non aggiungo una riga in più, assolutamente, e vado a leggervi. No, ti prego, dai. Ma posso andare avanti? Ecco, la verità. No, perché il computer mi faceva vedere Repubblica e La Stampa. Dico, vabbè, che oggi dobbiamo essere di nuovo schiaffeggiati. Non è che ogni settimana adesso andiamo a casa con le guancette rosse, Sammy Varin. Già aspettiamo un attimo. Repubblica e La Stampa sta lì a aspettare. Andiamo sulla verità, che non è che cambi molto l'idea, però insomma il titolo è un po' più succoso. Cosa titola la verità di quest'oggi? Il centrodestra battuto in Umbria, l'Emilia Romagna resta a sinistra, la Schlein si mangia i baci perugini. Sì, perché l'altro giorno Matteo Salvini aveva regalato i baci perugina alla 7, e dai, insomma, era stato un effetto bellissimo e sembrava proprio per dire tanto vinciamo noi in Umbria. E se li è mangiati la Schlein, i baci perugina, glieli ha fatti avere alla Schlein. La regione più rossa d'Italia non cambia, vince De Pascale col 57%. La Tesei bocciata da uscente, si impone Stefania Proietti. Tanto basta ad Elli per commuoversi e gridare al trionfo. Esulta perfino Conte, peccato che il Movimento 5 Stelle sia ridotto ai minimi termini. Ma in centropagina sul quotidiano La Verità c'è Valditara. Il patriarcato non esiste, Valditara la dice giusta sull'omicidio Cecchettin. Editoriale di Maurizio Belpietro che tra poco vi leggo. Ancora in centropagina, guai a chi smonta il fortino pro migranti. I presidenti delle corti d'appello scrivono a Mattarella avvertendo togliere le competenze sui trattenimenti alle sezioni speciali, un disastro annunciato per il PNRR e gli arretrati. Ancora polemiche tra ANM e Nordio. Le polemiche sulle parole del Papa. Claudio Antonelli scrive: strabismo pontificio sul genocidio, sui palestinesi c'è, sugli uiguri no. Chi scrive non è nessuno in grado di poter commentare le parole del Papa quale capo della Chiesa. Non spetta dunque a noi sviscerare, la frase di Francesco che ammonisce la comunità internazionale chiedendo di verificare se a Gaza sia avvenuto o stia avvenendo un genocidio. Però, puntini puntini, Claudio Antonelli, da leggere, da comprare, soprattutto oggi il quotidiano La Verità, che parla anche di fine vita, altro blitz di Cappato sul voto chiave, nuovo caso di richiesta di suicidio assistito alla vigilia della decisione qui in Regione Lombardia. E allora andiamoci a leggere Maurizio Belpietro, il patriarcato non esiste, Valditara la dice giusta sull'omicidio Cecchettin, difficile dare torto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a proposito del delitto di Giulia Cecchettin, per quanto a sinistra l'omicidio della giovane sia stato strumentalizzato ai fini di istituire un processo a carico del maschio italico inteso come soggetto politico, ed è vero, vi ricordate
qualche tempo fa bisognava fare attenzione a come aprivi il microfono, perché tu eri comunque colpevole, perché nella tua vita qualche frase da caserma l'hai sicuramente detta e adesso si sta aggiustando la cosa. Maschio, prosegue Maurizio Belpietro all'interno, tendenzialmente autoritario e dunque per definizione di centrodestra. La cultura patriarcale non c'entra nulla e men che meno c'entrano le persone di sesso maschile. A uccidere Giulia è stato un giovane uomo, ma non per questo tutti gli uomini possono essere messi sul banco degli imputati, come ha provato a fare la solita compagnia di giro, ossia quella sinistra che dal 22 ottobre di 2 anni fa è in cerca di una rivincita dopo la sconfitta alle elezioni politiche. A colpire la studentessa di Padova è stato il fidanzato Filippo Turetta, non il sistema e neppure il substrato maschilista che si vorrebbe responsabile di qualsiasi reato. Il codice penale stabilisce che la responsabilità è di chi commette un reato e non della società, altrimenti dovremmo trasformare i tribunali in istituti di sociopsicologia che invece di giudicare criminali e assassini indagano nei risvolti della psiche e del condizionamento sociale per identificare le cause di un delitto, ma non credo che sia questo il compito dei giudici. Anzi, penso che di questo passo, invece di affidare alla magistratura il compito di perseguire gli assassini, offriremmo alle toghe la scappatoia per concedere a ogni omicida le attenuanti, con il risultato di istruire processi contro i fantasmi della responsabilità collettiva. Non c'è un patriarcato che si macchia di orrendi delitti. Ci sono dei criminali che non esitano a sporcarsi le mani del sangue della persona che dicono di amare alla follia. Punto. Tuttavia, c'è un altro elemento nel discorso di Valditara che merita di essere affrontato ed è l'aumento delle violenze contro la donna per effetto dell'immigrazione. Lo so che questo argomento fa storcere il naso a molti, soprattutto a sinistra, ma i dati non lasciano scampo a interpretazioni sociologiche. Molti stupri sono commessi dagli stranieri e per averne prove è sufficiente dare un'occhiata alle condanne, ma soprattutto alla popolazione carceraria e alle motivazioni che hanno portato all'arresto. Se oltre un terzo delle violenze ha per protagonisti dei migranti, senza che questi rappresentano un terzo dei residenti, è evidente che esiste una correlazione tra incremento di tali reati e nuovi venuti, e chi non la vede, a quanto pare, chiude gli occhi per ragioni ideologiche. Non voglio spingermi a fare grossolane analisi del fenomeno, ma se proprio si vogliono istruire processi, non li si devono fare al patriarcato, bensì alla concezione che molti stranieri hanno della donna, perché questo sì spesso fa la differenza. Con ciò vogliamo dire che il problema delle violenze contro le donne sia esclusivamente limitato a chi è extracomunitario? Assolutamente no. Ci sono italiani stupratori, così come esistono migranti stupratori, ma fatta questa debita osservazione ne conseguono altre due assolutamente legate. La prima è che la percentuale di chi aggredisce e a volte uccide una donna, se rapportata alla popolazione maschile di origini italiane, è più bassa rispetto a quella della popolazione straniera. La seconda, il fatto che anche i nativi delinquano, non può essere una giustificazione da usare per importare extracomunitari che pure aumentano la criminalità. So che quanto sto per dire ad alcuni non piacerà, ma di questo tipo di profughi non sentiamo la mancanza. Bastano e avanzano i violenti che già abbiamo senza di bisogno di farne arrivare altri. Tiè, l'editoriale di Maurizio Belpietro oggi su La Verità, che scrive chiaramente anche la notizia: la sinistra all'attacco del ministro, ma il padre di Giulia apre al dialogo. Per il titolare del Dicastero dell'Istruzione, i femminicidi di oggi sono il frutto di una grave immaturità narcisista del maschio, mentre l'opposizione insorge, Gino Cecchettin chiede un impegno collettivo. Chiaramente, cari ascoltatori, voglio sapere anche il vostro commento. Inviatemelo al 340 67 09
659. Ci abbiamo ancora una manciata di secondi prima della pausa e allora leggiamo la prima pagina di Repubblica, va bene. Facciamo felici i nostri ascoltatori piddini, la vittoria del campo largo. La sinistra fa festa per i successi di Proietti in Umbria e De Pascali in Emilia Romagna, sconfitti gli sciacalli dell'alluvione, crollo dell'affluenza, processo nel centrodestra, tensione tra alleati. La premier Salvini: abbiamo sbagliato candidature, e si congratula con i neopresidenti. Intervista a Schlein: straordinario risultato del PD, Meloni perde per tagli a scuola e sanità. Vi risparmio le immagini, tutti a festeggiare. Un avviso al governo, l'editoriale di Francesco Bei, che mi tengo qui in caldo. Votate, votate, lo volete? Un avviso al governo, l'editoriale di Francesco Bei? Scrivetemi sì o no al volo, 3406709 C'è la pausa, la canzone dipendente a Cerbis e poi ancora il meteo e torno qua, e se mi votate sì, io questo ve lo leggo e so cazzi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un fronte artico dal nord Europa sta per raggiungere il nostro paese, provocherà un peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata cieli regolarmente nuvolosi o coperti sulla maggior parte del centro-nord, con qualche pioggia sul versante tirrenico, più stabile sui settori adriatici e al sud. Nel pomeriggio rinforzo del vento sui settori ligure e tirrenico, instabilità soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Solo artisti indipendenti nella rassegna stampa di Semivarina, assolutamente sconosciuti. Questa è la mia politica. Quelli famosi io non li trasmetto, solo assolutamente degli zeri a livello nazionale, ma a livello locale. E che cavolo, questo è seguitissimo. Si chiama Mauro Masè ed è inizialmente un imitatore di Lucio Battisti, voce identica a Lucio Battisti in alcuni pezzi. Cercate delle canzoni di un po' di anni fa, adesso certamente ha acquisito una sua fisionomia. Mauro Masè con Noi, uno spirito libero dai molteplici talenti, scrittore di canzoni e performer, da cercare sugli store digitali e su YouTube. 8:38, signori, io ho lanciato, ho detto che faccio? Lo leggo l'editoriale di Francesco Bei su Repubblica che si intitola Un avviso al governo dopo la batosta in Umbria e in Emilia Romagna. No, per favore, no, ti prego. Sì, c'è solo un sì, e quindi lo leggo. Non lo leggo assolutamente, non ve lo leggo, ma vi leggo sempre dalla prima pagina di Repubblica. E vuoi mettere femminicidi, patriarcato, frasi shock di Valditara. Ragazzi, crocifisso in sala mensa, Valditara, attenzione a dire quello che si pensa e soprattutto a dire che quello è ciò che pensiamo tutti noi. Patriarcato, frasi shock di Valditara. Oltraggio alle donne, scrive Michela Marzano, e questo ve lo devo leggere di sicuro, ma neanche. A un anno dall'omicidio di Giulia Cecchetini, il ministro dell'istruzione Valditara mette in relazione i reati sessuali con l'aumento dell'immigrazione illegale e nega la cultura del patriarcato. Negare il patriarcato, ragazzi miei, e ti immagini oggi il processo su Repubblica, ma non soltanto, anche sulla consorella quotidiano La Stampa. Immediatamente c'è il commento di Nicoletta Verna, il messaggio del ministro che svilisce i femminicidi, e poi più in basso c'è Mattia Feltri, suo buongiorno, la fonte del ministro, e ti tira fuori tutti i numeri per dimostrare che il ministro ha sparato una cavolata. Già, peccato, dice, che i dati sui problemi, le problematiche che ogni giorno ci portano gli immigrati clandestini non ci sono soltanto i dati che riguardano gli immigrati illegali. Guardalo qua, ma quelle commesse, le violenze sessuali commesse da immigrati illegali, non esistono numeri ufficiali. E qui naturalmente ci arrendiamo, però già che ci sono sulla Stampa mi arrendo, vi leggo anche l'apertura: rivincita Schlein, avviso a Meloni. Hai capito? Un avviso alla Meloni perché han vinto in Umbria. Siorri, l'affermazione dopo la sconfitta in Liguria: volano i Dem, crisi 5 Stelle, calo Fratelli d'Italia, tiene Forza Italia, crolla la Lega. E qui, ragazzi, veramente crolla la Lega, è vero, perché in Umbria avevamo un dato paurosissimo intorno al 30% e adesso siamo lì al 5-6%. Il centro-sinistra vince in Emilia e in Umbria, la segretaria PD noi perno dell'alternativa alle destre, sono il perno, va bene. Boomerang Bandecchi, il Ducetto svuota urne. E anche qua è interessante capire se questo Bandecchi, quello che dice le parolacce, ci ha fatto perdere voti oppure no. Pensavamo che potesse essere l'ago della bilancia. Di spalla sulla Stampa il caso Cecchetini, la memoria di Giulia offesa da Valditara, il patriarcato è finito, violenze dai migranti, il virgolettato, e poi basta che ci possa interessare per il momento. Dalla Stampa ci spostiamo sul quotidiano Libero, che titola Festino di consolazione all'opposizione, Schlein si sente già premier, mentre invece potrebbe arrivare qualcun altro a sostituirla. Ricordiamolo che sto De Pascale pare molto corteggiato. Il PD si conferma per l'ennesima volta in Emilia, recupera l'Umbria storicamente rossa. Così, dopo 10 sconfitte su 11 alle regionali, per Elli è la prova che il piano sta funzionando. Ma in centropagina sul Libero la teoria della supremazia del sindacato sugli elettori.
imprenditori, Landini fuori di Meloni. Il leader CGIL, affluenza bassa, il governo non è autorizzato a discutere di lavoro e pensioni. Ma sul quotidiano Libero, e poi ve lo leggo, c'è anche lo scontro avvenuto alla Camera. Per Boldrini, la Boldrini, gli scafisti sono vittime, sono l'anello debole della catena. Chiaramente questa frase, signori, c'è stato uno stracciamento di vesti nostro questa volta, del centrodestra. Sul quotidiano Libero l'editoriale di Mario Secchi, la strada nazionale e gli scenari marziani. La sinistra che vince le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria è una non notizia. Vincere nella Fortezza Rossa, dove il comunismo ha cambiato abito di scena ma non è mai morto, per la destra era impossibile, così come era logico per i Dem riconquistare il potere, dove il PC e i suoi derivati avevano sempre governato dal 70 al 2019, anno in cui la catena progressista si era spezzata favorendo una vittoria della destra. La notizia è un'altra, surreale. Scambiare, come fa Ellis Lane, un risultato logico, senza alcuna sorpresa, come un segno di cambiamento, addirittura un'alternativa pronta all'uso. Non è solo una questione di propaganda, è il sistema di pensiero del PD che scambia regolarmente il voto locale come un trend nazionale. Era già accaduto con le elezioni regionali in Sardegna, perse dalla destra per una gestione kamikaze dei rapporti e candidati nella coalizione, e abbiamo visto come è andata. La sinistra ha sempre perso dove la partita era realmente aperta, come in Liguria, dove la candidatura forte di Marco Bucci ha rivelato la debolezza di quella di Andrea Orlando, e ha vinto dove non c'era trippa per gatti, in Emilia-Romagna e in Umbria. Se fosse valido quanto sostiene il PD, cioè che il voto indica una strada nazionale, allora dovremmo concludere che il centrodestra è in crisi, uno scenario marziano. C'è un solo dato interessante in prospettiva. Schlein sta costruendo un partito che mangia gli alleati. Questo lo stanno scrivendo tutti i quotidiani oggi, e sono arrivati i cespugli, fino a ridurli, scrive in questo caso il quotidiano Libero con Mario Secchi, fino a ridurli in minuscoli satelliti. Chiamateli cespugli, chiamateli satelliti, il PD se li sta mangiando. È accaduto in Liguria, si è ripetuto in Emilia-Romagna e in Umbria. Sul piano della strada nazionale, questo apre un problema con i partner della coalizione che non c'è, sempre più di dimensioni lillipuziane. Il futuro di Giuseppe Conte è angusto nei numeri, caotico nella proposta politica, quello di Fratoianni e Bonelli è ancorato a un'opposizione eterna, catturato dalla forza di gravità dell'estrema sinistra, in competizione con la linea peronista di Ellis Lane. Il centro? Per vederne le polveri serve il telescopio Hubble, è disperso in galassie lontanissime dagli elettori. Siamo in un ciclo storico conservatore, molte cose accadranno nei prossimi mesi, la sfida per Meloni non è con la sinistra, è quella del governo. Così Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero, naturalmente ditemelo anche voi il vostro pensiero, 340 6709 659, tra poco ricomincio a leggere i vostri WhatsApp, però intanto, già che sono su Libero, e fatemi ricordare l'ultima della Boldrini, più sbarchi per Laura, scrive Libero a pagina 6, gli scafisti del mare sono l'anello debole, virgolettato. L'ex presidente della Camera interviene sul decreto flussi contestando le misure del governo. La Lega dice non ci sono parole per questa follia. È chiaro che la Boldrini è la Boldrini. Nel 2022 diceva è falso che le ONG con gli scafisti si diano appuntamento in mare. Che viene quasi da ridere. Nel 2024 gli scafisti sono l'anello debole della catena. Stop propaganda. E il deputato Ziello della Lega dice non ci sono parole per descrivere questa follia. Fa sempre così, presenta un emendamento per modificare la lettera di un comma e poi ne approfitta per un predicozzo sull'immigrazione. Chi? Laura Boldrini, ovvio, deputata del PD. Commissione Affari
costituzionali della Camera. Ieri mattina in agenda c'è la discussione e il voto sugli emendamenti al decreto flussi migratori, che comprende anche la lista dei paesi sicuri. Una delle proposte di modifica la presenta naturalmente anche l'ex presidente della Camera, respinta come tutte quelle depositate dall'opposizione, ma più che l'oggetto dell'emendamento è significativo ciò che la Boldrini afferma durante il suo intervento fiume, concluso solo dopo l'insistenza della presidenza. Ci ha detto, rivela Edoardo Ziello, deputato della Lega, che noi non dobbiamo avercela con gli scafisti, perché lo scafista è l'anello debole della catena. Non ci sono parole per descrivere questa follia. E qui mi fermo, ragazzi, ma questo è il motivo principale sicuramente per acquistare oggi il quotidiano Libero, oltre naturalmente per saperne di più, ad esempio su sta cosa di Valditara, signori. Gli abusi sulle donne c'entrano anche i migranti. Il ministro dell'istruzione nella bufera per le dichiarazioni all'inaugurazione della fondazione Cecchettin: tra gli stranieri più reati, ma dirlo è vietato. Ragazzi, ditemi se non è anche il vostro pensiero. È chiaro, Valditara doveva essere più gentile, fare un giro di parole più lungo. Ditemi voi, non riesco a dirlo, lo crocifiggiamo Valditara? 340 6709 659. Vanno contrastati quei residui di maschilismo ancora presenti nel nostro paese. Non si capisce perché la sinistra la butti sempre in rissa e non ragioni pacatamente. A giudicare dal caos scoppiato intorno alle parole del ministro Giuseppe Valditara, certi temi vanno affrontati in un'unica chiave di lettura, altrimenti scatta la tagliola della censura morale. Questo ed altro, signore e signori, quest'oggi sul quotidiano Libero. Ma adesso ci fermiamo qualche minuto, c'è il collegamento con il Parlamento, poi i vostri WhatsApp, le vostre telefonate. Alle 9:30, lo sapete, l'editoriale del nostro direttore Sallusti, e poi via via la scuola della magia arriva. Quest'oggi dovrebbe esserci Claudio Borghi Aquilini in diretta, quindi piatto ricco, mi ci ficco, ma adesso andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora, questo testo che ci accingiamo ad approvare estende l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, lo estende al personale che svolge servizi di sicurezza, oltre ad introdurre una nuova fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario, commesse con violenza o minaccia. La reclusione è prevista da 2 a 5 anni. Chi sono gli esercenti la professione sanitaria? Chiunque svolga attività ausiliarie, ma abbiamo pensato anche a chi svolge servizi di sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere. Sono norme specifiche. Perché c'è voluta questa legge? Perché gli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario e parasanitario sono tantissimi, le cronache ce lo raccontano, però un dato positivo c'è, che non si è creata assuefazione sul tema dal punto di vista, come dire, del sentire collettivo, ed ogni volta che gli organi di informazione ci danno notizie di questo, inorridiamo. E ogni episodio è accompagnato da una grandissima richiesta popolare di intervento. Allora, la filosofia di questo intervento è che è un male che va debellato con la forza, non per una visione panpenalistica della società, così cosa che viene costantemente rimproverata dall'opposizione, peraltro storicamente manettara a noi, ma e nemmeno per una visione super giustizialista, ma per un motivo molto semplice, perché questo ce lo impone l'ordinamento, e cioè a situazioni giuridiche diverse particolari e specifiche, devono corrispondere risposte
che lo Stato dà assolutamente particolari, speciali e specifiche. Vorrei soffermarmi un attimo sul problema degli investimenti nel settore della sanità, che io considero una delle più grandi fake news che circolano, per un motivo molto semplice, perché non per dare i numeri, ma semplicemente andando sul sito del Ministero della Sanità e guardando la voce Fondo Sanitario Nazionale, io leggo che nel 2014 lo stanziamento era di 109 miliardi e 902 mila euro e nel 2024 è di 134.015. Nel 2025 sono previsti 136 miliardi e 480 milioni, nel 2026 140 miliardi e 600 milioni di euro. Questo cosa vuole dire? Che non è vero questo che costantemente si sostiene, che in Italia ci sono stati tagli alla sanità. O mi si dimostra che quella tabella che ho letto è falsa, oppure, come dire, se qualcuno ha qualcosa da dire, taccia per sempre. Ciò non accadrà, la mia è meramente, come dire, un auspicio. È vero però che nei prossimi 10 anni servirà il 30% dei medici in più e quindi avremo necessità di un turnover e serviranno 19.600 infermieri. Quindi noi siamo assolutamente consapevoli dei limiti di questa situazione, che però è una situazione grave alla quale si sta cercando di porre rimedio. E queste norme rientrano pienamente nella politica criminale di questo governo, mantenendo rigore dal punto di vista sostanziale e garantismo dal punto di vista processuale. Ora, noi dobbiamo dare delle risposte e dobbiamo imporre con norme severe il rispetto del lavoro. Io ho sentito 5 minuti fa una frase che mi ha inorridito, e cioè che è normale che gli utenti della giustizia, scontenti o in qualche modo trattati non come si deve, hanno il diritto di aggredire i medici. Ma vi rendete conto? Andatevi a prendere lo stenografico domani e sentite che cosa è stato detto in questa aula, e cioè che è comprensibile. Ma come comprensibile? Qui siamo, secondo me, proprio oltre. Allora, le aggressioni si verificano e si moltiplicano per le innegabili problematiche del Servizio Sanitario Nazionale, ma si moltiplicano anche per la garanzia di impunità che finora ha accompagnato queste condotte. È un problema generalizzato, ma dotato di una sua specifica gravità, perché le condotte incriminate sono rivolte verso chi cerca di salvare vite umane e quasi sempre in situazioni emergenziali. Ora la garanzia di impunità verrà annullata dalla possibilità di arresto in flagranza, e vabbè, ma dall'arresto in flagranza differita, ovvero basato su video, ovvero basato su fotografie, e l'arresto potrà essere eseguito nei confronti di chi si è dato la fuga oppure per motivi di ordine pubblico non poteva essere arrestato in quel frangente. E quindi questa diciamo così, previsione copre larga parte degli accadimenti che si verificano. E la prevenzione si fa anche e soprattutto con questi strumenti. Si tratta di un provvedimento molto importante che avrà un effetto deterrente, portando finalmente rispetto verso chi sceglie di lavorare nel pubblico, quindi facendo una scelta professionale precisa al servizio del prossimo, una scelta dativa nei confronti dell'altro, e il quale fino a questo momento ha dovuto, persone che fino a questo momento hanno dovuto mettere tra i rischi professionali anche la propria incolumità fisica. Quindi è un impegno mantenuto, come ha affermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, e voglio poi sottolineare la procedibilità di ufficio
di questi reati, sollevando le parti lese dall'onere della denuncia. Oggi ho sentito altre aberrazioni giuridiche, che in realtà queste norme dovrebbero essere per la tutela delle parti procedibili a querela. Quindi il medico o l'operatore sanitario o il poliziotto di turno, oltre a essere stato massacrato di botte, deve assumersi anche l'onere di sporgere denuncia, esponendosi quindi anche con nome e cognome a possibili rappresaglie. Io capisco che l'opposizione deve fare l'opposizione, però quando c'è una norma davanti deve leggere e deve capire. La procedibilità di ufficio è un gesto di civiltà. Nel 2023 ci sono stati 16.000 episodi e il sistema di videosorveglianza porterà a stroncare tutto questo. Il rapporto medico-paziente va riportato in un ambito di normalità, senza dimenticare, e mi corre l'obbligo di farlo, gli episodi omicidiari nei confronti degli psichiatri, che sono le prime dimenticate vittime della sanità di questo paese. Il discorso sui pazienti psichiatrici, su quello che in questi anni è stato fatto anche di aberrante culturalmente nei loro confronti, non tutelando familiari e medici, ci porterebbe lontano, ma questa norma servirà anche a coloro che sono impegnati nei centri di salute mentale, perché avranno uno strumento in più per combattere le aggressioni in loro danno. Quindi convintamente dichiaro il voto favorevole della Lega in ordine a questo provvedimento. Grazie. Grazie onorevole Matone. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Che ne pensate della musica indipendente che vi trasmette Sammy Varin ogni mezz'ora? Sempre artisti sconosciuti. Se siete famosi, io non vi trasmetto. Sì, va bene, uscita Mina. Magari faremo uno strappo nei prossimi giorni. Gli strappi li facciamo ogni tanto. Col buongiorno rinnovato, alle 9 del mattino abbiamo ascoltato Invisible di Musa. Lei si chiama Martina Andrea Pagliai. Arriva da Firenze ed è tutta da scoprire. Oltre a Face, di cui da poco è uscito il video, ci sono altre produzioni interessanti da andare a scoprire su YouTube o sugli store digitali. Martina Andrea Pagliai, in arte Musa. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin su Radio Libertà. Il vostro numero preferito è 340 6709 659. Devo dirvi un gigantesco grazie, sono arrivati una spatafiata gigantesca di WhatsApp. Tra poco ve li leggo, ma tra poco apro anche le linee. Prima però un panorama generale di come sono andati i partiti alle ultime regionali. Se proprio vogliamo farci del male, prendiamo il quotidiano migliore, Il Tempo, con l'articolo di Edoardo Romagnoli, appunto come sono andati i partiti. In Emilia i grillini raccolgono meno di quando si presentarono da soli. In entrambe le regioni cala decisamente l'affluenza. Fratelli d'Italia e Forza Italia crescono, Lega giù dopo il boom, exploit PD nelle roccaforti, crollo del Movimento 5 Stelle. De Pascale raccoglie il 60,9% nel capoluogo emiliano, Proietti raggiunge il 51,8% nel capoluogo umbro. A proposito della Lega, certamente bisogna ricordare che avevamo incredibili soglie, mentre crolla la Lega che con il 36,9% trainò la coalizione nel 2019. 36,9%. Era veramente qualcosa di magico, mentre oggi siamo in Umbria, raccoglie solo il 7,8% delle preferenze. Male anche Bandecchi e la sua Alternativa Popolare, che raccoglie il 2,3% a livello regionale e solo un 6,8% nella sua Terni. Il flop della Lega, scrive Il Tempo, è facilmente spiegabile. Quel partito che affrontò le regionali nel biennio 2019-2020 era una corazzata. Difficile confrontarla con il partito che si è presentato a questa tornata elettorale, nonostante la cravatta rossa che Salvini ha sfoggiato sperando nell'effetto Trump. Sinceramente io penso che l'effetto Trump debba ancora arrivare, anche perché Trump ancora non è arrivato. Che ne pensate? 340 6709 659, ma attenzione, alle 9:30 avremo l'editoriale del nostro direttore Sallusti e alle 9:40 dovrebbe esserci Claudio Borghi con la sua scuola di magia in diretta, e quindi penso che ci sia una bella probabilità che commenti anche questo fatto. Lo ha già fatto sui suoi social, ha scritto che in Pidinia vince il PD. In Pidinia vince il PD, ok? E quindi insomma queste terre praticamente sono tornate a essere quello che effettivamente sono. Ma intanto sto per aprire le linee, ma prima un giro di WhatsApp, assolutamente sì. 340 6709 659 e non so da dove partire. E da dove parto? C'è Antonella, stiamo caricando il tuo WhatsApp audio, vediamo, deve essere bello pesante. Che hai fatto? Hai cantato una canzone? Allora intanto leggo quello prima. Valditara ha perfettamente ragione, bravo ministro, finalmente uno che ha il coraggio di dirlo, caro Luigi. Speriamo bene. Vittorie di Pirro e Combrogli, vedremo cosa sapranno fare con l'autonomia in atto, ci scrive Erminio. Caro Sammy, che senso ha andare a votare quando 40 di voto non sono serviti a nulla? 40% di voto non sono serviti a nulla. Questo governo va avanti con il pilota automatico, armi, bonus, evasione fiscale, sprechi vari, la fanno da padrone. La Lega paga il fatto di essere democristiana, vedi Zaia, Fedriga e preti vari. Oddio,
A me pare che Zaia sia una potenza. Il problema di Valditara è quello che doveva cambiare la scuola, invece la peggior fotocopia dell'Azzolina, scrive ancora Ferdinando. Nel frattempo stiamo sempre caricando il messaggio di Antonella, porta pazienza Antonella, caro Semmi, chi è causa del suo male pianga se stesso, però se dovesse capitare qualcosa, spero di no, non diano colpa al governo, visto che i rossi avevano i soldi e li hanno ritornati indietro. Adesso si prendono anche chi sbarca. Meditazioni pesanti. Fabio, buongiorno Sam, prima di andare a farsi il selfie in piazza o al mercato con il leader del centrodestra, bisogna andare a votare, altrimenti vinceranno gli altri. Varin, diceva così anche la mia prof di matematica quando mi interrogava. Varin, ormai la Salvini Premier è un partito sfiduciato, a livello 5 merde. No, dai, sarebbe ora di chiudere baracche e burattini, tornare al nord. Salvini si dimetta, convoca il congresso, politicamente è finito, hermano, tutti morti, allora crocifiggimi in sala mensa, insieme a Valditara naturalmente. Semmi popolare, Francesco mancava, è vero, ho detto sì, Semmi alla latte e miele, 105 Semmi, e mancava Semmi popolare. Sì, sono Semmi popolare, buongiorno, ma non voto PD, ve lo prometto. Mi dispiace per gli amici emiliano-romagnoli che non andando a votare continuano a farsi calpestare da zecche rosse, grilli imbecilli. I figli dei barconi insegnano ai nostri ragazzini allevati coi guanti bianchi l'uso dei coltelli. I partitini sono una disgrazia per tutti, voti sprecati per il nulla. L'Umbria distruggerà quel che la Tesei aveva ricostruiti, contenti loro. Abbiamo visto con 4 alluvioni quanto i sinistri abbiano cura dei territori. Ancora WhatsApp 3406709659. Intanto apriamo anche le linee, cominciamo a irrorare, sì, come le scie chimiche, io duro per tutti, non lo duro, io duro per tutti. Entrate in onda chiamando 0292947222. Intanto vi leggo questo WhatsApp di Roberto da Parma. Buongiorno Sammy, in realtà in Umbria si era vinto in quanto il Movimento 5 Stelle aveva fatto corsa solitaria sottraendo voti di fatto alla sinistra, però rimane il fatto che oramai il governo è fermo perché non riesce a fare quello promesso. Senza essere faziosi, ci vorrebbe una trazione leghista come nel 2018, perché la gente premia la coerenza come con Salvini. Roberto da Parma, agli amici emiliani, alla speriamo non ci sia prossima alluvione, lamentatevi col governo Meloni, Sì, la bravura è stata dare la colpa al governo di queste alluvioni e gli emiliano-romagnoli ci hanno creduto. E ora tutti gli immigrati in Emilia e in Umbria, si scherza, minga troppo. C'è un messaggio audio, sentiamolo intanto, sul cursore. Ciao Sammy, buongiorno. Pompa. Sono Roberto, sono di Bologna e Sei posso sul dire trattore. tranquillamente una cosa: queste elezioni hanno dimostrato che il centrodestra continua a non conoscere la realtà emiliana, continua a non conoscere l'estrema cattiveria del Partito Democratico emiliano, di come è strutturato, di come si è preso in proprietà tutta la ragione, dico proprietà proprio del Partito Democratico. È un sistema quasi mafioso, quelli delle cooperative, che abbiamo anche il quasi in Emilia Romagna, cioè o te ti inginocchia loro o sei completamente fuori, distrutto, ti distruggono. La candidata del centrodestra, la Ugolini, brava persona, ma la sua appartenenza al gruppo di Monti nel 2010-11 è stata per molti elettori del centrodestra una croce, cioè, se non si è capito che l'elettore di centrodestra queste cose le guarda, vuol dire che si è anche capito poco dell'elettore, cioè, la gente vuole gente determinata, cioè, io impazzirei a vedere un Claudio Borghi in zona Emilia, cioè ci vuole gente con un programma ben stabilito e che sappia la dialettica da utilizzare, come ha detto Salvini con le zecche rosse.
Grazie, Ciao e buona grazie. giornata a tutti. Buona giornata, grazie della fotografia interessante che ha fatto questo ascoltatore. Ci dividiamo, certo, ci sono quelli che dicono che la Lega ha fallito, come Marco da Bergamo, ormai il fallimento di Salvini Premier è conclamato, persi 600.000 voti in Lombardia, perché si è votato in Lombardia, e per fortuna in Veneto sono diversi, ci sono i veri leader. Ma caro Marco, il bello è che ci saranno i congressi tra poco in Lombardia, poi ci sarà quello in tutta Italia per capire. 340 6709 659. Paola da Cagliari: Salvini dovrebbe badare a come parla e smetterla di esprimersi in modo scomposto e inappropriato, così danneggia la Lega e le persone serie che la compongono. Salvini o Valditara? Benché Valditara ha osato dire che il patriarcato non esiste. Che facciamo allora? Diventiamo tutti piddini? 0292947222. Adesso sentiamo un po' di vostre voci in diretta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Uela. Gino, Uela. con il cuore rimasto in Friuli. Ecco, ti dico subito, Sandy, le votazioni nelle regioni rosse da 50 o 70 anni sono state sempre perse dal centrodestra. Purtroppo noi siamo troppo remissivi e poco determinati nel condurre una campagna elettorale. Non si è capito l'importanza di voler vincere queste regioni. Li avremmo messi a KO. Loro non ti perdonano nulla e sono verbalmente violenti. Le uniche parole ottime le ho sentite dal capitano. Zecche rosse, è vero, zecche rosse e comunisti in eterno. Per il resto nulla. Io addirittura non sapevo neanche chi fosse la candidata del centrodestra in Emilia Romagna. Sveglia centrodestra, sveglia! Grazie. Sì, non soltanto verbalmente violenti sono loro, ma anche fisicamente violenti, e io spero che, come scriveva qualcuno quest'oggi, magari questo voto porti anche, riporti un po' di democrazia all'interno del centro-sinistra, perché se vinceva ancora il centrodestra, tu ti immagini se avesse vinto, ma per caso lontanissimo, il centrodestra in Umbria, ma in Emilia Romagna. Ragazzi, cioè, ma questi distruggevano, mettevano a ferro e fuoco le città. 0292947222. Pronto? Pronto, Sammy? Buongiorno. Buongiorno, Sammy. Senti, torniamo seri un attimo, al di là della goliardia. Io posso parlare con cognizione di causa, se mi fai fare 1 minuto e mezzo un'analisi. Vai. Perché tu stai a 500 km di distanza e non conosci le cose. Cioè, voi non conoscete le cose stando lì a Milano. Io l'Umbria ce l'ho a 20 km, sta da me, e Terni sta a 30 km, qui ci vado una volta a settimana, va bene? In 20 minuti sono a Terni, quindi parlo con cognizione di causa di uno che sa le cose. E in Umbria è successa una cosa molto grave. Quando è che ci renderemo conto che i preti sono i nostri peggiori nemici? E c'è stata un'entrata a gamba tesa della Chiesa Cattolica. Tu devi sapere che l'Umbria, più del 50% del patrimonio immobiliare è proprietà della Chiesa. Tra preti, frati, monache, tonache varie, veri monacali uguali, tutto il volontariato cattolico, tutte le parrocchie, c'è stato un tam tam, va bene, di votare per la Proietti, che notoriamente è una bedina, va bene, una bigotta, va bene, una che sta dottrinalmente alla destra di Marcel Lefebvre, ti dico solo questa, va bene. C'è stata un'entrata a gamba tesa del voto cattolico, dei preti, dei frati, delle suore, che in Umbria la fanno da padrone da sempre, anche quando governavano i comunisti, in un compromesso, catto comunista. È successo questo, hanno vinto i preti e le monache. Tu non sai quello che hanno mobilitato i fraticelli di Assisi qui in Umbria. Quindi parlo con cognizione di causa, stanno a sentire. Lì c'è stata la vittoria dei preti
perché quando si muovono in gruppo in Umbria sono una macchina da guerra e di voti. Grazie, lo diceva, lo scriveva anche questa volta il Corriere. Certo che i frati avrebbero votato centro-sinistra, poi però loro hanno smentito, adesso si scherza che erano lì a festeggiare. Che ne pensate? 0292947222. Uè, ci sono le linee libere, che non è un buon segno, vuol dire che potrebbero essere saltati i centralini. Provate a chiamare lentamente 0292947222. Ditemi che rumore fa il centralino, se fa un rumore strano addio centralino. Intanto al prossimo giro candidiamo Don Camillo in Emilia Romagna, scherza Walter. Ciao, devo far notare ai nostri votanti che hanno già ciò che si meritano. 4 gatti li governeranno. Evidentemente piacciono i casini, i poliziotti picchiati, i sindacalisti che inneggiano alla rivoluzione. È vero che l'elasticità mentale non è rossa. Buona giornata. Mary, buongiorno, ricordate? Aiutiamoli a casa loro, nessuno se lo ricorda più. Con quello che pagano gli immigrati per venire qui e quello che costano a curarli e mantenerli, avrebbero una vita migliore nei loro paesi senza morire in mare. Nessuno lo dice nei grandi eventi, neanche il Papa. Lo sfruttamento è la causa di tutto ciò. Se in Emilia Romagna sarà così, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Chi non ha votato di destra o ha paura di ritorsioni è un siamo in tanti allora, ma tanti. Roberto dalla Brianza, che non vengano a chiederci aiuti. Chi è causa del suo mal pianga se stesso e non rompa i maroni a noi. No, non sono d'accordo, bisogna un aiuto darlo al di là della bandiera politica, non come fanno loro naturalmente, che ti chiedono il certificato antifascista per qualunque cosa vuoi inventarti o anche per entrare in certi luoghi. Buongiorno Sammy, l'analisi del voto di ieri. Chi ha vinto ieri è stato l'assenteismo. Però mi meraviglio degli emiliani, mia regione di nascita, che con tutto quello che gli è capitato ultimamente abbiano votato ancora la sinistra. Sarà un retaggio culturale? Che in Pidinia si vota PD? Francesco è preoccupato, non suona più il telefono, ragazzi. Fate una prova, 0292947222. Se ci avete fatto saltare il centralino, ve lo facciamo pagare, Scherzo. Olivia da Olgiate Olona, buongiorno. Bravo Valditara, basta ciabattanti. Non scherziamo, però vero è che Valditara ha detto una cosa che pensiamo un po' tutti, insomma, che gli immigrati, questo enorme flusso di immigrati arrivati nella piccolissima Italia, hanno un po' cambiato anche il nostro modo di esistere. Poi certamente ci sono i social, c'è il fatto che l'uomo, il ragazzo, non si sia più abituato, non voglia più sentirsi pronunciare il termine no, e quindi se una ragazza ti dice no, tu non lo accetti, e questo non è normale, ragazzi, non è assolutamente normale. Sapessi quanti no mi sono beccato io e facevo radio, ragazzi, e cuccavo alla stragrande, ma i no arrivano, cioè quella che mi viene a conoscere e mi guarda e dice: ma tu sei Sammy Varin? E mi aspettava alto, magro, capelli lunghi, occhi azzurri, cioè, può capitare che ti arriva il no, ti immagini attraverso i social. Santa polenta. 0292947222. Pronto? Parlo col Cucador? Eccolo lì, ex Cucador, però anch'io mi sono beccato i miei no e li ho messi in saccoccia. Bene, facevi No. le tacche sul giradischi, sono il Waltersen. Niente, volevo dirti questo. Io ero in Sardegna settimana scorsa, ero in spiaggia seduto e vicino a me c'erano dei romagnoli, della gente della Romagna, e questi dicevano, una signora a un certo punto ha detto: dobbiamo rientrare a votare, se no vincono i fascisti. Io l'ho guardato, ho cominciato a ridere come un matto. Questi praticamente sono partiti, sono andati a votare e poi diceva che tornavano questa settimana perché da buoni comunisti hanno la casa in Sardegna. Ma quando ho detto fascisti mi è venuto in mente Peppone Don Camillo e guarda, smettere di ridere è stato difficile, ho dovuto pensare al Cucador per smettere di ridere, se no andavo avanti per un mese.
Ti ringrazio, Sammy. grazie per questa testimonianza che ci strappa un sorriso, certo, ma ci fa capire anche come siamo diversi. 0292947222, sto sentendo il vostro polso, vi prendo per mano, vi tasto il polso, non vado più in su, voglio sentire cosa ne pensate di ciò che sta accadendo. Qualunque argomento è buono, l'argomento è sempre libero. È chiaro che ci chiediamo come mai abbia vinto il centro-sinistra nelle zone dove vinceva sempre il centro-sinistra. Che domanda pirla. Pronto? Pronto? Uela. Buongiorno. Ciao. Pronto? Ciao, ti sentiamo. Mi sente. Comunque, a parte quando c'è lei che va premiato, ma poi tutto il resto, la radio è sempre chiusa. Se noi avessimo una radio alla come cazzo si chiamano? Madonna mia. Alla Cruciani, avremmo vinto alla grande, avremmo vinto. Invece questa radio è sempre chiusa, spenta, sempre come un obitorio. Invece la gente dovrebbe parlare, non tutti gli altri. Grazie caro, mi fai piangere. Una radio obitorio non me l'ha mai detta nessuno, però no, il vero è che non si riesce a tenere sempre aperte le linee. Anche Cruciani, signori, lavora a Radio 24, che è una radio serissima, molto più di noi, e tiene i microfoni aperti, sì, ma solo con qualcuno che risponde e dice di cosa vuoi parlare, ok? Quindi non è una roba, è per mezz'ora, un'ora, quanto dura la sua trasmissione, in cui ha per anni preso in giro proprio il sottoscritto Sammy Varin. Ah sì, cercate su YouTube Sammy Varin, la zanzara, sai quante volte che mi ha sputtanato. Beh, d'altronde gli ho insegnato io a fare radio. 0292947222, pronto? Ciao Sammy, Augusto D'Alecco. Ciao. Allora, in merito a Valditara e alla violenza imputabile agli immigrati, gli immigrati, secondo stime, sono l'8 il 10% e sono responsabili di circa il 30% degli stupri. Quindi che la tendenza sia stabile, però i fatti, i numeri sono questi, che se ne facciano una ragione le zecche rosse e tutti i loro pennivendoli affiliati. In merito ai risultati della Romagna e dell'Umbria, io sono molto dispiaciuto, ma era prevedibile. La Lega ormai ha perso l'energia, ha perso la verve e è necessaria una riflessione seria e bisogna, secondo me, mettere in discussione anche la guida, perché ormai non ne possiamo più. Ti saluto e ti ringrazio per quello che fai. Grazie, è un piacere chiaramente avervi tantissimi ad ascoltare questa rassegna stampa. Spargete la voce per favore, parenti o amici, ditelo che c'è un Sammy Varin dalle 7:30 alle 9:30 che conduce una rassegna stampa come nessuno l'ha mai ascoltata. Siamo anche sul canale 252 del televisore, facilissimo, da tutta Italia salta fuori Radio Libertà. Siamo sulla banda DAB dell'autoradio, chi a quest'ora va a lavorare tranquillamente in un'auto recente c'è la banda DAB, si sente Radio Libertà, oppure certo sul sito radiolibertà.net. Grazie. È chiaro, anche la gestione della Lega è giusta metterla in discussione. Ci saranno i congressi, giustamente qui in Lombardia abbiamo visto Massimiliano Romeo, ma anche Toccalini in prima fila. Vediamo che cosa succede. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Mi senti Sammy? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Walter, quello delle fave di Trieste. Viva le fave Ciao. di Trieste, gnam. Allora, due osservazioni, forse che consegno, diciamo, anche magari a qualche deputato nostro, qualcuno che ci ascolta la radio, che sarebbe un ottimo esercizio, un ottimo lavoro. Lo prenderei come lavoro io se fossi un deputato Lega, o un onorevole, o un senatore, o quel che è lei, insomma. Ascoltare quello che diciamo per radio noi, tutti i giorni. Vero. Una cosa, una cosa che a me viene in mente dal punto di vista psicologico è che non è che la gente non va a votare, è che ormai la gente non andrà più a votare perché ormai la sinistra vuole che non vada a votare, e così va a votare lei. Questa è una condizione che secondo me è un po' così elaborata dal punto di vista psicologico, ma ci sta, perché il comunismo è così, i comunisti sono così. Per quanto riguarda le votazioni, quello che è successo in Emilia Romagna, io ho degli amici, ho un amico anche in Emilia molto amico, sono fatti così e basta. L'idea di aver portato le camicie nere a Bologna e compagnia bella può aver fatto scattare qualcosa, però portare a casa
in Emilia Romagna un voto su quello che è da destra è difficilissimo, anche perché noi abbiamo un partito concorrente che non è concorrente ma è nostro nemico, che si chiama Forza Italia, e dovremmo tutti quanti capirlo. Questo è quanto. Mi spiace tantissimo per l'Umbria, però ci sta il ragionamento del nostro amico che ogni tanto chiama, che è molto freddo. Lì si sono coalizzati i preti, è il discorso catto comunista. Il Papa li vuole tutti qua, dopodiché sarà il caso di organizzare noi dei pullman per portare tutti quanti in Vaticano. Grazie caro, perdonami ma dobbiamo correre e tra poco c'è l'editoriale del nostro direttore Sallusti e poi Claudio Borghi Aquilini alle 9:40. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io? Buongiorno. Ciao Sammy, sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Ciao. Senti, come certe donne soffrono la sindrome di Stoccolma, gli emiliani, i romagnoli soffrono la sindrome del PC e noi cerchiamo di non essere contagiati dalla sindrome del Forza Italia. Ciao, ti auguro una buona giornata. Ciao. Mamma mia, mi ha tirato fuori Forza Italia, mi ha ricordato che dobbiamo scegliere il sindaco di Milano. Fammi pensare ad altro. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Sono io? Ciao Sammy, sono Buongiorno. Lucia da Pogliano. Poi Lucia. Morelli, sindaco di Milano. Visto che ti ho sentito parlare di Milano. Allora, io volevo dirti, siccome seguo spesso anche la televisione lì, i talk show su 8:30 di Rete 4, così, mi sa se è uno, non so, non mi ricordo bene se è uno di quelli o qualcos'altro ancora di quelli che fa andare in onda Mediaset. Allora c'era lì un sacco e stava dicendo praticamente che questi ragazzi non è che quelli lì che hanno distrutto tutto, che ce n'è qualcuno, ma però gli altri perché sono delusi dal governo, perché fa le leggi troppo restrittive, è solo tutto no, tutto fare tutto che devi far così, devi far così, cioè le leggi per punire chi sbaglia. Praticamente io ho capito, alla fine che ha parlato, che l'ha lasciata parlare e sproloquiare per un bel po', che la colpa è del governo. Come l'ho capito io, figurati gli altri balugo se non l'avranno capito. Allora, secondo te, poi la gente che va a votare, chi va a votare? Anche perché quelli che gli dovevano dare contro non è che hanno ribattuto con forza a queste cose qua, dire allora tu dai colpa al governo, allora cioè, hai capito Sammy? Ho capito tutto ed effettivamente sono stati bravi a dare la colpa al governo e soprattutto i cittadini gli hanno creduto in Emilia Romagna. Qui ci fermiamo signori, non posso che ringraziarvi certamente per il grandissimo ascolto e i tantissimi WhatsApp, non ne butto via neanche uno. Io torno in onda dalle 11 a mezzogiorno e ricomincio a leggere da qua, quindi non ne spreco neanche uno. Se vi siete persi un pezzo di rassegna stampa, questa sera alle 20:30 una mezz'oretta del meglio o del peggio di questa rassegna stampa ve la trovate. Adesso l'editoriale di Giovanni Sallusti, poi Claudio Borghi Aquilini e poi Giulio Cainarca con la sua Auto da Fè.